Prima partita del 2018 per il calcio Padova femminile che sul campo di Via Vermigli ospita l'Atletico Oristano, penultimo in classifica con 4 punti. Le biancoscudate invece sono in netta ripresa e reduci da 5 risultati utili consecutivi. L'ultima è stata la vittoria 2-1 in casa della Riozzese. Parte subito bene il Padova, colpo di testa un po' sballato di Claudia Ferrato che termina fuori. Ci prova su punizione Marianna Fabruccio, para così il portiere. È un monologo biancoscudato nel primo tempo, ancora di testa Ferrato, la palla termina fuori. Dicevamo monologo un po' sterile, anche se l'occasionissima arriva al 42esimo minuto, a 3 minuti dall'intervallo. Brava Arianna Catuzzo a trovare questo corridoio per Nicoletto che solo davanti al portiere angola troppo con l'esterno, la palla finisce fuori. Si arriva nel secondo tempo, dopo 5 minuti Ferrato scappa via in area di rigore, viene agganciata così da dietro per l'arbitro, è calcio di rigore, sbilanciata al momento del tiro Claudia Ferrato. Ed è la stessa centravanti che si presenta dal dischetto, va con il destro e segna così con qualche brivido il suo 11° gol in campionato, 11° gol nelle ultime 7 partite. Si fa sentire quindi il ritorno di Claudia Ferrato, anche se è tutta la squadra a girare molto bene. Qua Arianna Catuzzo che prova il tiro parato. Questa è praticamente l'unica occasione della partita per l'Atletico Oristano, con questo calcio di punizione di Minella che termina alto. Il Padova però al demerito di non chiudere la partita, ci prova Claudia Ferrato ma il suo sinistro è alto, cross di Lancellotti, non ci arriva per un attimo Spagnolo. Ancora Padova con Fusetti che serve Ferrato che trova questo pallonetto con il destro e così a 9 minuti dal 90esimo il Padova chiude la sfida 2-0 per le biancoscudate. Ancora una doppietta di Claudia Ferrato, poi nel finale cerca gloria anche il capitano Alessia Mazzuccato che cerca il suo primo gol stagionale ma non lo trova, finisce quindi 2-0 per il Padova, 6° risultato consecutivo per le biancoscudate che la settimana prossima per l'ultima giornata del girone d'andata saranno ospiti in casa di Azalee.